Secondi mi concede per parlare del Palermo il giorno dopo la partita. 30 secondi, perché se c'è un regista all'orizzonte niente, mi prende, mi butta giù dalla torre per tenersi il regista. Te lo ricordi quel gioco? Tu butti giù dalla torre. Buttiamo giù la chiavetta perché è arrivato il primo ospite della mattinata. Sì. Eccolo, ma che meraviglia. Ciao Gianluca, possiamo chiederti di mettere in orizzontale il telefonino così ti vediamo in 16 noni, non in 4 terzi. Eccolo qua, perfetto. Oggi è una giornata veramente intensa. Raffaella quando mi ha detto senti, proviamo con Gianluca perché veramente i suoi impegni di quest'oggi, poi sei veramente protagonista. Intanto benvenuto all'interno del nostro Penday Cinema Gianluca Santoni, ben arrivato, per noi è un piacere averti qui con noi. Grazie, no, è un piacere mio, grazie mille. Raffaella ti avrà raccontato della nostra magia del martedì. Noi siamo quelli del martedì perché Open Day Cinema ormai da 3 anni si è posizionato anche nell'immaginario collettivo e soprattutto negli ascolti fra i tanti giovani filmmaker e cineasti che vogliono intraprendere la strada del cinema, e presentare per noi in anteprima un lavoro di un giovane cineasta è sempre motivo di grande orgoglio, perché quest'oggi alle 18:30 all'Auditorium Conciliazione di Roma è in concorso il tuo film Vediamo la locandina, io e il secco in Alice nella città. Eliana, che ricordiamo è una sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma, che ha una sua importanza. So che abbiamo anche dei contributi video per poter entrare meglio all'interno di questo lavoro. Se volete possiamo mandare un po' di musica alla radio, così ci facciamo aiutare delle immagini e poi continuiamo a parlare. Meraviglia. Ti va? Facciamo così? Ci sono Marco Mengoni e Franco 126 con un'altra storia su Radio In, ma voi raggiungeteci sulla nostra pagina di Facebook. Ed è qui che possiamo vedere. Hai tu un ordine per questa cosa? Posso iniziare abbiamo io? 2 clip che ci ha mandato Gianluca. Iniziamo subito con il primo video. Non c'è il trailer, ma abbiamo 2 clip ed è bellissimo. Proprio estratti dal... Sì. Oh, bellissimo. È un privilegio, Gianluca. Grazie Gianluca, Grazie. guardiamo insieme. Non è buono almeno a quello. Perché tu lo sai fare? Certo, cosa fa? Te cosa fa? No, però quando me lo immagino non lo so fare. In che senso? Quando mi arrabbio mi immagino di fare le cose. Per esempio di essere fortissimo. Ah sì, eh? Vai, fammi vedere come meni. Che è sta cosa? Mena? Guarda, poi ti prendono. Te li difendi. Te devi difendere. Alza le mani. Alza ste mani. Alza le mani. Oh, devi alzare le mani. Devi alzare le mani. Così. Oh, che ridi? Che cazzo ti ridi? Vuoi essere uno che si fa menare da tutti o vuoi menare? Ti vuoi far menare da tutti? No. La mossa più importante la conosci? No. Schiccherà. Che c'hai? Ho fame. Andiamo che ti porto a casa, dai. Non ci posso andare a casa. Entriamo direttamente. Andiamo in radio, dai.
E questa era un'altra storia, mentre la storia che stiamo raccontando in compagnia di Gianluca Santoni è quella di Io e il Secco, e abbiamo appena visto alcune immagini. Ci facciamo aiutare dal nostro ospite, che in questo momento non vediamo nel nostro monitor, ma che subito prontamente dalla regia ce lo fanno vedere. Volevo chiedere a Gianluca questa scena, questa prima scena per quello che abbiamo mandato noi in onda sulla nostra pagina di Facebook, da che parti sta del lavoro? È una scena iniziale, è una scena che sta lì nel mezzo? Una scena che sta esattamente a metà del film, è il momento in cui i due protagonisti, il piccolo Danny e Secco, iniziano come dire, a scoprirsi simili in qualche modo, e Secco inizia piano piano a diventare una sorta di particolarissimo fratello maggiore di questo protagonista. Senti Gianluca, mi ha colpito molto questa storia di questo bimbo che chiede aiuto a un killer, diciamo così, ma killer non è, perché comunque è uno sbandato, per salvare la sua mamma dalla violenza del papà. È un tema di grande, grande attualità in genere, della violenza, ma in particolare un bimbo che chiede aiuto a un adulto è sempre una storia che colpisce. Sì, allora ti ringrazio moltissimo per quello che dici. Diciamo che quello che noi abbiamo voluto raccontare era non solo la violenza di genere, ma la violenza domestica attraverso un nuovo punto di vista, perché quello che ci interessava era soprattutto cercare di capire quelli che sono gli effetti di questa violenza, che sono sul volto della mamma di Danny, ma che sono soprattutto, o meglio, sono anche nella mente di Danny, e volevamo cercare di capire l'origine di questa violenza. Quando ho letto che una delle produttrici del tuo lavoro è Ines Vasilevich, devi salutarmela di cuore, è stata una nostra insegnante anni fa, mi piacerebbe tanto che potesse ritornare, è una bravissima produttrice, insegna produzione al centro sperimentale, e lei quando faceva lezione ci raccontava proprio anche delle scelte strategiche, dei temi, delle sceneggiature. Mi incuriosisce molto quando è iniziata a frullarti questa storia in mente, Gianluca? È iniziata moltissimi anni fa, in realtà, e prima di arrivare a trovare una produzione che avesse, come dire, una visione su questa storia e che iniziasse a capire il potenziale, ci ho voluto moltissimo, moltissimo tempo, e sono stato, come dire, molto fortunato e sono estremamente felice di aver incontrato Ines e Stefano e tutta Nightwing, perché non solo hanno creduto il film e mi hanno portato a realizzarlo, ma lo hanno fatto credendoci, sentendolo loro. Per questo sono fortunato. Io vi devo chiedere qualche istante di break. Anche perché sappiamo che alle 9.40 Gianluca dovrà scappare, ai tempi oggi anche noi, mandiamo subito la pubblicità. Al nostro rientro ci regaleremo e vi regaleremo, anzi ci regalerà e vi regalerà, perché ha fatto tutto il nostro ospite, ha fatto tutto Gianluca, un'altra clip estratta da Io e il Secco. Prima un piccolo break e poi torniamo subito in diretta con il nostro Penday Cinema su Radio In. Eccoci in diretta Facebook, per chi si fosse collegato, lo dico sempre, in questo momento stiamo raccontando il film che verrà presentato quest'oggi all'Auditorium Conciliazione, Io e il Secco. Abbiamo il tempo per andare a Roma e tornare? Non credo. Alle 18.30, sono le 9:30 del mattino, guarda che ce la facciamo. Abbiamo una seconda clip. Tu proprio non mi vuoi portare mai da nessuna sì, parte. certo. Non ce l'abbiamo un anniversario dopo Penday Cinema, abbiamo fatto 3 anni e niente. Ma che si deve fare? Scusa questo momento un po' alla Sandra e Raimondo, però ogni volta andiamo in giro per il mondo, eventi di cinema pazzeschi eccetera. In realtà noi siamo qua chiusi in studio, che per carità abbiamo una vista meravigliosa su Palermo, però sai com'è, ogni è tutto tanto virtuale. sì, no, la vista su Palermo quella No, almeno quella è reale. vera, e per fortuna il cielo limpido di questi giorni ci permette di ammirarlo. Abbiamo un'altra clip, la guardiamo subito insieme, Io e il Secco, queste piccole anteprime in questo Penday Cinema di Radio In. Mio babbo ha altri soldi così. Altri tipo quanti? 5 o 4 mazzi così. Sì.
addosso, no? Mm? Ma me le prende e poi spara al vecchio? Eh? No, prima gli spari e poi io ti do tutti i soldi. A me come lo dice che poi scoppi come hai fatto ieri, eh? Oh? Ora che mi hai fatto? Come così? Mi dai 500 mo? Ah, ma sto tranquillo. Mm? Non qua davanti a tutti. Cazzo vai? Non c'è scemo. No! Tieni questi. Ma che sto scemo? Sono buoni anche con lo scotch. Di sto testo. Rientriamo immediatamente anche in FM per commentare questo estratto che abbiamo appena visto. Dopo questa Ashes vi ricordiamo come sempre che le mattine di Radio In, in realtà tutti i programmi di Radio In sono in diretta in FM ma sono anche in streaming video sulla nostra pagina di Facebook, e Open Day Cinema è il programma che più di tutti va visto oltre che ascoltato. Se non potete farlo in questo momento il video rimarrà a vostra disposizione, e abbiamo potuto farvi vedere qualcosina di Io il Secco. Abbiamo un Danny con un caratterino niente male, già bastano poche battute per accorgersi che questo piccoletto tanto piccoletto non è. Gianluca? Sì, assolutamente. La cosa bella una delle cose belle di questo personaggio è quella che riesce a racchiudere al suo interno un sacco di sfumature, nel senso l'innocenza di un bambino di 10 anni, poi la rabbia e in qualche modo anche la tenerezza che nonostante tutto sopravvive. Senti Gianluca, quanto è stato complesso in fase di stesura della sceneggiatura mixare fantasia e cruda realtà? In realtà è stato perché è difficile cercare di capire il lavoro che andava fatto sul tono, perché una volta che abbiamo capito il tono che volevamo, abbiamo conosciuto i nostri personaggi, perché penso che i personaggi non vadano inventati o assemblati, ma vanno solo conosciuti perché esistono già fuori all'interno di noi. E quello che abbiamo fatto alla fine è stato, una volta che abbiamo conosciuto Danny, è stato farci guidare da Danny, dal suo sguardo, per decidere di guardare il mondo attraverso i suoi occhi, e questo ha fatto sì che la realtà e la fantasia fossero sempre presenti. Come l'avete trovato il vostro Danny? Anche il percorso di... Volevi chiedergli questo? Sì. Vedi che nonostante tutto... Cioè, ormai è un collegamento proprio. Sì. Volevo farti la stessa domanda, perché parlando con i tanti casting director è sempre complicato scegliere il bimbo giusto con le caratteristiche che ha in mente il regista. Allora, abbiamo fatto ovviamente un sacco di provini, ci abbiamo messo una roba come 8 mesi a cercare di provini e di ricerche, è stato un processo lunghissimo. Abbiamo visto dei bambini attori di quell'età bravissimi in maniera più che sorprendente, ma il problema era che non erano, diciamo, quello che stavamo cercando per questo film, nel senso che volevamo un bambino che avesse la spontaneità, la verità delle emozioni che doveva vivere, e quindi l'abbiamo trovato alla fine lì in Romagna, grazie a questa giovane sceneggiatrice che ha imparato ad essere, diciamo, un po' una street casting, Giulia Campi, per l'occasione, che ha incontrato Danny in un campo estivo praticamente per bambini. Quindi non aveva mai fatto altro come recitazione questo giovane protagonista? No, assolutamente no. Infatti la cosa bella di quando scopri questo tipo di interpreti è che loro non hanno assolutamente idea di essere come dire, capaci di recitare.
Senti Gianluca, vogliamo ricordare il cast, oggi presumo ci saranno tutti alla prima delle 18:30, lo faccio io, Andrea Lattanzi, Francesco Lombardo, Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti e Suemi Rotolo. Ci saranno tutti quest'oggi? Sarà una grande festa. Assolutamente sì, una grande festa, una grande reunion dopo il set. Diciamo. La domanda di rito te la farà Eliana a chiusura. Dai, perché ogni volta. abbiamo ancora 2 minuti e poi non possiamo No, ne più. abbiamo 1 e 10 secondi. Si chiuderà il collegamento. Caro Gianluca, so che sicuramente mi risponderai senza timore di alcuna cosa di scaramanzia o affine. A cosa stai lavorando? Ce lo puoi dire? Sì, allora ti risponderò ma con estrema vaghezza. Sto lavorando non me l'immaginavo, è una sorpresa, guarda. È il nostro gioco preferito, Gianluca, non ce lo dice nessuno. Okay. Sto lavorando un altro film che è sempre un film di formazione, un coming of age, ma che questa volta all'interno diciamo 2 aspetti in più, che è l'elemento di fantasia ancora più vistoso e la storia d'amore. Che bello. Vedi. Quindi quando ci risentiamo, quando è che potrai dirci qualcosa di più? Spero prestissimo, Ok. perché significa che stiamo già girando. Dai, Un'ultimissima cosa Gianluca, Posso dopo chiedere? oggi andrà in circuito il film e ovviamente il target di riferimento saranno anche le famiglie, perché comunque è una bella storia tra un bambino e un adulto. Assolutamente sì, è un film assolutamente per famiglie, per tutta la famiglia, e uscirà però in primavera. Ah, vedi che bello. Voglio chiederti poi un'ultimissima cosa. Se per caso ti veniamo in mente mentre sei sul set e ti va di fare un collegamento mentre sei sul set, noi ci fai un regalo grandissimo. Amiamo. Assolutamente, no, con piacere. Anzi, grazie per avermi avuto qua con voi oggi. Ah, per noi è un grande piacere. Ti lancio anche questo input perché i soggetti preferiti da intervistare del nostro Ivan Scinardo sono proprio i registi e il luogo ovviamente che più ci affascina al mondo è il set. Quindi se uniamo questa cosa, capite, diventa per noi il mix perfetto. Per cui magari ci risentiremo sicuramente presto quando potremo raccontare del tuo nuovo lavoro, ma ecco, riuscissimo a fare anche dal set, saremmo ancora più felici. Intanto grazie per questa mattina, grazie Gianluca Santoni e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, Buona giornata, auguri ciao. per oggi. Ciao. Abbiamo Gali con Happy Day.